Ci troviamo ad est, comune padovano, e qui diciamo i danni del maltempo si sono decisamente sentiti. Vediamo che sono ancora in azione i camion dei vigili del fuoco nella piazza principale, che è Piazza Trento, e proprio in questa piazza ieri una vetrata di un esercizio commerciale è stata infranta dal temporale. Oltre al danno che possiamo vedere visibile di questa vetrata, che è stata poi ricoperta con dei pannelli di legno, anche alcuni tetti delle case sono stati scoperchiati, e poi danni di caduta alberi anche su alcune automobili. Alcune tegole cadute. Oggi le scuole sono chiuse e vi aggiorneremo prossimamente con i dettagli del dopo maltempo.